Ciao, sono Serena e queste sono le notizie della regione Liguria. A Milano si è svolto l'evento Shipping, Forwarding and Logistics Meet Industry 2026, che ha visto la Liguria impegnata in un confronto dedicato al futuro di trasporti e logistica. Al centro del panel il tema dell'intermodalità con focus su soluzioni operative nel breve periodo, strumenti digitali, incentivi e zone logistiche semplificate. È attiva la nuova galleria ferroviaria nell'area di San Benigno a Genova, che consentirà di demolire l'esistente galleria Romairone, attualmente in esercizio per i traffici portuali, lasciando così lo spazio per la realizzazione dell'imbocco del tunnel subportuale. Un altro passo verso la realizzazione di un'opera strategica per la città. Liguria è presente al quarto report dell'Osservatorio Valore Sport, elaborato da The European House Ambrosetti, documento che analizza lo stato dello sport in Italia. Uno strumento prezioso che consente alle regioni di accedere a dati oggettivi per valutare l'efficacia delle azioni messe in campo. Regione Liguria aderisce al progetto Mobilità Interregionale dei cittadini celiaci, che consentirà agli assistiti di utilizzare i propri buoni dematerializzati per l'acquisto di prodotti senza glutine, anche in regioni diverse da quella di residenza. Inaugurato il nuovo pontile della Darsena ad Albenga, l'investimento di 200.000 euro ha consentito la realizzazione del nuovo pontile a riqualificazione dell'area circostante, compresa la strada di accesso alla struttura. Restate aggiornati sui nostri canali social.